Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti. Oggi vedremo un tema anticipato in un short precedente in cui vediamo la confutazione del gambetto danese. Allora, i motivi per cui confuteremo il gambetto è perché un pedone è sempre un pedone e poi no, perché alcuni gambetti come il gambetto di donna, che invece è uno pseudo gambetto, in realtà sono seri, questo non lo è. Vediamo un po' in cosa consiste questa apertura. E4, E5, D4 e per D. E qua, anziché recuperare il pedone, che sarebbe la partita del centro, che ha comunque l'inconveniente che la donna può venire attaccata, il bianco gioca C3. Ok, a questo punto giriamo subito la scacchiera perché non riesco a vedere questa posizione con un pedone in meno. Per gli amanti del Chess Base, che è il programma che sto usando, il programma migliore per vedere, per analizzare scacchi, CTRL F è il tasto per girare la scacchiera, quindi clicchiamo CTRL F e vediamo la scacchiera da nero. Ecco, a questo punto la mossa è donna e 7, una misteriosa uscita di donna. Quindi la domanda potrebbe essere: ma perché usciamo di donna in questa posizione? Se ci hanno insegnato che la donna non va mai usata così presto in apertura, no? Perché il nero la sta facendo uscire adesso? Ok, le ragioni sono semplici. Vogliamo prendere in E4, no? Il bianco non ha mosse di sviluppo utili perché comunque se noi avessimo preso in C3 il cavallo si sarebbe sviluppato, no? Cioè dopo D per C, cavallo per C, sì che il bianco acquisisce un vantaggio di sviluppo, addirittura il bianco può continuare a sacrificare più pedoni e sviluppare entrambi gli alfieri in modo minaccioso, il che ci farebbe davvero paura. Quindi, giocando donna e 7, noi vogliamo catturare il secondo pedone, o addirittura non tanto catturarlo, ma anche giocare D5, D per E4, perché il pedone è inchiodato. E vediamo per esempio, negli scacchi ci sono anche trasformazioni di vantaggi. Per esempio, facciamo finta che il bianco gioca donna per D4, no? Che recupera il pedone e difende anche il pedone in E4. Ora la donna in E7 non è male, anzi la donna in D4 è cattiva. Poi il nero gioca cavallo C6, attaccando la donna, questo sì che è un tempo sulla donna. Su donna E3 cavallo F6, attaccando il pedone in E4, che se venisse difeso poi si batterebbe in D5 e ora il nero sta già un pochino meglio perché vogliamo catturare, guadagnare, isolare il pedone. Su E per D5 si può per esempio anche prendere, cavallo per D5, poi si possono sviluppare gli alfieri, no? Sviluppare gli alfieri in F8, non so ancora dove, poi si vedrà, e poi attaccare il re bianco al centro perché è un mediogioco senza donne, dove il fattore iniziativa è ancora importante, il re bianco non ha un grande riparo, il cavallo in G1 non ha la casa logica di sviluppo in F3, quindi il nero sta già meglio. Trasformazione del vantaggio. Da vantaggio di materiale si trasforma in vantaggio di sviluppo e di iniziativa. Se il bianco gioca C per D4, ecco che ora la donna compie il suo obiettivo. Quindi c'è anche chi fa uscire la donna nella scandinava. E come nella scandinava facciamo uscire la donna anche noi, ma guadagnando un pedone, no? E dopo alfiere E3 possiamo dare scacco in B4 con l'alfiere, cavallo C3, cavallo F6, stiamo bene, poi arrocchiamo, svilupperemo tutti i pezzi. In caso di A3, con l'idea di scacciare l'alfiere, catturare la donna, prendiamo in C3, no? E abbiamo dato la copia degli alfieri, ma un pedone più importante, possiamo continuare, non so, con arrocco, D6, e sviluppare tutto con ottima posizione del nero. Se il bianco giocasse un'altra mossa, ok, cosa fa? Che alternative ha il bianco? Per esempio, cavallo F3, giocando per lo sviluppo è orribile, donna per E4. Ora, donna E2 cambia le donne, ne rompe donne in più senza compenso. Su alfiere E2, ok, no, in realtà mi sono sbagliato. I pedoni in più sono 2, no? A volte non sappiamo, non so neanche contare. No, i pedoni più sono 2, quindi è ancora meglio. Dopo alfiere E2
potremmo continuare a giocare D per C3, allorché sì che sarebbe pericoloso avere la donna fuori, no? Magari, cioè, magari il nero potrebbe giocarla, ma io preferisco, perché non giocare D3? Riduciamo, anziché due pedoni in più, ne avremo solo uno in più, ma affinché il bianco eviti ingenti perdite di materiale, perché dopo a rogo corto non prendiamo in E2 di alfiere, ma prendiamo in E2 con il pedone, con attacco doppio, perché se prendessimo l'alfiere con la donna invece perderemmo, questo sarebbe un grave errore da evitare, mentre D per E2 vince. Ecco, dopo D3, donna per D3, perché l'alfiere inchiodato, donna per, alfiere per, le donne sono scomparse, abbiamo un pedone in più nel finale, ciò significa che completeremo lo sviluppo, arroccheremo e stiamo molto meglio. E quindi cavallo F3 non va bene. Se il bianco gioca cavallo D2, il cavallo non può più svilupparsi in C3, quindi ora prendiamo in C3, poi giochiamo D5, abbiamo un pedone in più, vogliamo prendere in E4, vogliamo svilupparci rapidamente. Su alfiere D3 non giochiamo D per C3, giochiamo D5, usiamo la donna per inchiodare E4. Ora per esempio se il bianco continua a recuperare il pedone D per, ora l'alfiere in prese, dopo alfiere 5, F5, poi giocheremo, è vero che l'alfiere in F8 è ingabbiato, ma giocheremo cavallo C6, alfiere D7, arrocco lungo, eventualmente giocheremo G6, alfiere G7, cavallo F6. La donna è stata mossa in fretta, ma il nero ha un pedone in più, il pedone in D4 è debole e il nero ha un grandissimo vantaggio. Per tutta questa serie di motivi, il bianco non ha un buon gioco con il gambetto danese, e anzi credo che la posizione sia anche abbastanza critica per lui. Quindi mi raccomando, non consiglio di uscire presto con la donna in apertura, ma in questo caso dopo D4 e per D4 C3 può fare un'eccezione e giocare questa interessante idea di donna E7. Spero che possa servire per vincere qualche partita e per sconfiggere qualche giocatore che gioca troppi gambetti online.